Sembrerebbe sia andato deserto il bando del comune di Agrigento relativo al controllo di vicinato, che era stato anche oggetto di un convegno. L'iniziativa era stata lanciata dalla prefettura, ma l'idea, a giudicare dai commenti letti sui social, non è stata probabilmente comunicata con la dovuta chiarezza ed efficacia, perché in tanti hanno tradotto il messaggio come una sorta di spionaggio da fare per trasferire alle forze dell'ordine informazioni. Non è esattamente così. Controllo di vicinato significa creare una rete tra cittadini che, conoscendosi, vogliono evitare che terze parti possano turbare l'equilibrio già esistente nel quartiere, ed è finalizzato solamente a prevenire atti criminali, danneggiamenti, furti e situazioni in cui i residenti possono trovarsi in difficoltà. Dunque nessuna attività di spionaggio tra cittadini che abitano in una zona, ma attenzione ai movimenti sospetti provenienti da terzi estranei che, in quanto presenze non abituali, andrebbero segnalate per garantire la sicurezza di tutti.